Allora, rieccoci, il frigo degli orrori, ripartiamo dal capitano Mercurio dei NAS di Padova, insomma molti anche per quanto riguarda appunto i NAS, i sequestri compiuti in varie parti, in varie regioni del Veneto. Una delle ultime operazioni ha riguardato appunto i funghi, no? Funghi, ne parlavamo nella pausa della pubblicità, quindi insomma bisogna stare attenti a qualsiasi cosa che si mangia. Beh, questo sì, sicuramente. Io ci tenevo anche per rasserenare gli animi a sottolineare che le immagini che sono state trasmesse non riguardano somministratori finali, ristoratori, né riguardano rivenditori finali. Siamo per fortuna riusciti a intercettare questi alimenti a un livello intermedio di grossisti. Questo vale sia per l'operazione che abbiamo condotto noi relativa ai funghi, sia l'operazione che hanno condotto altri colleghi di altri NAS riguardo a quello che avete visto sui salumi, che erano veramente in condizioni allucinanti. Diciamo che il rischio sulla sicurezza alimentare è soprattutto in questi processi, perché qui c'è il tentativo di vere e proprie associazioni di immettere sul mercato prodotti che sono chiaramente pericolosi e nocivi per la salute e che vengono introdotti mediante procedure spregiudicate di sanificazione, tra virgolette, direi. I dati che abbiamo noi sono diciamo di un'attività ispettiva molto intensa. Io volevo darvi i dati che riguardano il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, che credo siano quelli di vostro interesse. Soltanto relativo al settore della sicurezza alimentare, che è uno dei nostri settori di intervento, noi abbiamo compiuto 2700 ispezioni nell'arco dell'ultimo anno, quindi da marzo 2009 a marzo 2008. E devo dire con una media di 70% di infrazioni rilevate su 100 ispezioni eseguite. C'è da dire però anche questo, che molte delle infrazioni che vengono accertate non certificano, come dire, una compromissione della salubrità dell'alimento, perché la regolamentazione che esiste è una regolamentazione che anticipa la punizione proprio per evitare che sul tavolo del nostro consumatore arrivino prodotti di questo tipo. Come giustamente diceva il Presidente, rappresentante della Federalberghi, la nostra normativa, che è essenzialmente e prevalentemente una normativa comunitaria, ha spostato la responsabilità della sicurezza alimentare coinvolgendo l'operatore. Viene riconosciuto un ruolo fondamentale denominato operatore della sicurezza alimentare, proprio giusto appunto. A questa, diciamo, responsabilità naturalmente comporta di pari passo una maggiore esposizione al rischio di violare delle norme che sono molto spesso complesse, articolate, presenti su più disposti normativi. Ecco, capitano, quali sono i settori maggiormente colpiti dai sequestri in termine così merceologico? Ma guardi, i settori critici, quelli che per il momento sono più esposti, che vedono il nostro maggiore impegno, è quello relativo all'importazione. Purtroppo molte merci, ma questo è un dato statistico ufficiale comunicato anche dall'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, e la maggior parte di questi prodotti vengono dalla Cina, che è diciamo, il soggetto da cui importiamo e sul quale noi poniamo la maggiore attenzione. Un altro settore critico è quello della ristorazione e della rosticceria, ristorazione in senso proprio e i negozi etnici, dove purtroppo abbiamo rilevato una maggiore frequenza di violazioni in termini di etichettatura, di salubrità degli alimenti, ma anche, per lasciare un momento il tema della sicurezza alimentare, anche di cosmetici, farmaceutici, di farmaci, insomma un settore che certamente richiede maggiori controlli e
che ha dato parecchi risultati in termini preventivi e leggevo a repressivi. livello nazionale nel 2008 dai NAS sono stati sequestrati cibi e bevande per 121 milioni di euro. A livello di nord-est è possibile quantificare una cifra? Sì, guardi, io ho qui dei dati che mi sono portato in termini di, ecco, per quantificare i sequestri. Nell'ultimo anno abbiamo sequestrato 1.600 tonnellate di alimenti, questo soltanto per il Friuli Veneto.